Mentre continuano i raid dei ladri nella Marca anche nelle zone falcidiate del Montello, il prefetto di Treviso assicura tutti i nostri sforzi per garantire la sicurezza, evitare la psicosi. Un moglianese che su Facebook avrebbe postato un commento d'odio contro la senatrice a vita Liliana Segre è finito nel mirino dell'avvocato che ha lanciato la campagna Odiare ti costa. Voci di un futuro a Roma per il governatore Zaia se la Lega conquistasse l'Emilia Romagna e cadesse il governo. Gentilini dice Zaia può andare nella capitale solo come premier, come ministro sarebbe sprecato. Maltempo, preallerta della protezione civile fino a domattina per il bacino idrografico in Pedemontana con rischio di frane, tregua dal maltempo nel weekend, ma i nubifragi tornano la prossima settimana. 24 anni fa la tragedia dell'aereo caduto a Villafranca ha costato la vita a 49 persone, tra cui 5 trevigiani. Le eccezionali immagini e suoni dell'epoca dall'archivio di Antenna 3. A Biancade di Roncade continua la tradizione di impagliare le sedie con l'erba palustre, a portarla avanti Claudio Baldo che tramanda un sapere di generazioni. Porte aperte alla casa di riposo di Longarone il prossimo 15 novembre in occasione della giornata nazionale contro la solitudine dell'anziano. Lettura, giochi, canti e abbracci. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e dunque in primo piano ancora una volta la questione sicurezza. È un racconto quasi quotidiano ormai dei raid nella Marca, colpita davvero come in un bollettino di guerra in queste settimane, e anche il ritorno dei ladri in una zona già falcidiata, quella del Montello, dove nonostante appunto anche il controllo di vicinato e anche una sorta di organizzazione in ronde, i banditi continuano a colpire. Furti a ripetizione, ora è diventata una sfida quella dei banditi. I cittadini si sono organizzati in ronde, le forze dell'ordine hanno incrementato i controlli, ma i furti continuano. Da un mese a questa parte caccia al ladro nei comuni di Giavera del Montello, Cusignana, Bavaria e Nervesa della Battaglia. Le ronde battono palmo a palmo tutto il territorio, si muovono ad ogni segnalazione, ma i tentativi di furto non accennano a diminuire. Nel frattempo gli abitanti sono esasperati. Non ho paura, ho rabbia. Ce ne sono tantissimi e nessuno riesce a prenderli, i carabinieri non riescono a fare niente e mi domando anche il perché. Comunque siamo così, tutti i vicinati comunque siamo tutti allertati, ci aiutiamo. Come? Facendo delle ronde. Qui a Giavera le razzie non sono ancora terminate, ci dicono i residenti. I ladri non hanno paura nemmeno se la gente si trova in casa, come è accaduto in una villetta in via Lavaggio, dove stavano per entrare dalla taverna. Scappati perché sorpresi sono stati visti scorazzare per i campi per poi svanire nell'oscurità. Spero che se ne vadano, insomma, perché veramente e anche ieri sera vanno avanti e indietro con le macchine, però niente, non c'è verso, non cedono. Non hanno paura? No. Ma come si vive? Male. C'è paura, si vive male, perché comunque anche di notte si va. Io mi chiudo sempre, io ho le telecamere, ho sempre il telefono pronto, chiamo il 112, no, non si vive bene, non si vive con la tranquillità. Ronde o carabinieri, un colpo è stato messo a segno a Selva del Montello, mentre i proprietari erano a visitare un loro caro in ospedale. L'esito scontato, sparita ogni cosa di valore dopo aver messo la casa sottosopra. Ma anche i carabinieri sono un po' con le mani legate. Sono in pochi, il territorio è grande. Infatti, bisognerebbe, non so, che ci fossero più carabinieri. Controlli di notte, posti di blocco. Oh, sì, però anche nelle stradine più piccole, perché sono là che poi si intrufolano e si nascondono. È una guerra. È una guerra, sì. Torna a parlare di questo il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganaggia, intervenuta nei giorni scorsi, un problema che sicuramente crea allarme tra i cittadini, ma attenzione, dice, a non alimentare la psicosi. Il controllo del territorio verrà intensificato con l'ausilio del battaglione dei carabinieri, come avevamo annunciato nei giorni scorsi, ma intanto la carenza di poliziotti al commissariato di Conegliano finisce in una interrogazione parlamentare. È un tipo di reato che sicuramente crea allarme, chiaramente nessuno vuole sottovalutare questa richiesta di maggiore sicurezza da parte dei cittadini. Io quello che posso dire è che appunto bisogna essere fiduciosi in quelle che sono le attività che le forze dell'ordine pongono in essere. Il rischio zero purtroppo non c'è, però io vorrei anche in qualche modo, al di là degli episodi specifici che effettivamente creano
sicuramente preoccupazione, ecco, che non si diffonda una psicosi perché non ha ragione d'essere. Ecco. Furti nella Marca, il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà invita i cittadini a confidare nell'operato delle forze dell'ordine e a non far crescere la psicosi in un periodo nel quale purtroppo ogni anno si registra un incremento dell'attività dei ladri. I controlli sono stati intensificati e l'attività verrà ulteriormente potenziata. Abbiamo anche avviato una serie di servizi straordinari sul territorio che ovviamente proseguiranno anche la settimana prossima. Ci saranno i battaglioni di rinforzo per quanto riguarda l'arma di carabinieri in particolare per alcune zone della provincia, anche limitrofe alla città, particolarmente colpite in questi giorni, che saranno oggetto di servizi mirati. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo comitato ordine e sicurezza dedicato ai furti ed un incontro con i sindaci trevigiani che hanno sottoscritto il protocollo per il controllo partecipato. Con i vertici delle forze dell'ordine ed il prefetto verrà fatto il punto della situazione nella Marca. Una delle questioni calde è quella della carenza di organico, testimoniata dalle rimostranze di queste ore dei sindacati di polizia. In particolare la situazione del commissariato di Conegliano, con un organico di 35 agenti rispetto ai 66 previsti, è oggetto di un'interrogazione parlamentare al Ministero dell'Interno presentata dal gruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. I deputati chiedono se e quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministro per ripianare l'organico del commissariato al fine di garantire un servizio efficiente a tutela dei cittadini e del territorio. Cambiamo argomento adesso. Un moglianese che su Facebook avrebbe postato un commento d'odio nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre è finito nel mirino dell'avvocato Chetti Latorre, che nei mesi scorsi ha lanciato la campagna Odiare ti costa. L'avvocato ha annunciato un esposto alla Procura della Repubblica nei suoi confronti. Il post è stato pubblicato sotto un articolo del sito fanpage.it che parla della scorta assegnata alla senatrice. Testo e foto fanno crudelmente riferimento all'internamento della giovanissima Segre, allora tredicenne, e della sua famiglia di origini ebraiche nel campo di sterminio di Auschwitz. Faremo tutto quanto in nostro potere perché la giustizia italiana non lasci correre questo orrore, ha scritto l'avvocato Latorre sui social network. Adesso la politica con le voci che riguardano la Lega, nonostante ieri a Verona Salvini abbia riconfermato un Zaia appunto per la corsa alle regionali, voci interne insomma parlano di un piano Lega nel caso il Carroccio uscisse vincitore dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna, e questo secondo le strategie, secondo le previsioni, potrebbe portare a far cadere il governo Conte bis, e questo porterebbe a un spostamento per volere di Salvini evidentemente del governatore Luca Zaia a Roma come ministro, ma l'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini è contrario su questa ipotesi e dice Zaia a Roma può fare soltanto il premier. Sentiamolo. L'appuntamento è per il 26 gennaio prossimo. È la data delle regionali in Emilia-Romagna, che potranno cambiare le sorti del Veneto in un domino pubblico istituzionale progettato da tempo da Salvini e dalla Lega. Nello specifico, se tra poco meno di 3 mesi nella regione rossa per antonomasia in Italia dovesse imporsi la prima governatrice donna e per giunta leghista, inevitabilmente cambieranno anche le candidature per la regione del Veneto prevista al voto tra il maggio e giugno 2020. I vertici milanesi del Carroccio lo dicono da tempo e pare che anche nell'ultimo incontro a Verona per Fieracavalli Salvini l'abbia ribadito a Zaia. Se si va al voto politico, entro breve tutti i migliori leader del Carroccio li vuole a governare l'Italia. E l'entro breve è appunto successivo al voto emiliano-romagnolo. Se dovesse affermarsi l'ex sottosegretario alla cultura Lucia Bergonzoni, il governo Conte avrebbe vita breve, con successivo passaggio ad un più che probabile governo Salvini con ministro Luca Zaia. Queste le indicazioni sulle quali soprattutto i veneti non sarebbero completamente d'accordo. Voce critica in tal senso, manco a dirlo, è quella di Gentilini. Io non sono d'accordo. Zaia può andare a Roma solo come Presidente del Consiglio, altrimenti resta governatore del Veneto. Io non tollero questi avance, questi giochetti. Luca Zaia è un mio discepolo e deve rimanere come la razza Piave. Perché, è il ragionamento di Gentilini, per risolvere un problema a Roma se ne aprirebbe un altro a Venezia. È una grande incertezza nella scelta, perché non vedo tanta gente che abbia il DNA di Gentilini o di Zaia.
In realtà è da tempo che esiste un Toto dopo Zaia, seppur molto virtuale. Tra i nomi l'attuale Presidente del Consiglio regionale Ciambetti, ma anche l'ex sottosegretario all'economia Bitonci, passando per l'attuale assessore alla sanità Lanzarin. Ma qui siamo già oltre le previsioni. Chi al momento non vuole nemmeno sentir parlare di ministeri o successori è proprio il governatore Zaia, che continua a ribadire il suo impegno per il Veneto con i tanti fronti aperti, dalla Pedemontana alle Olimpiadi. Resta comunque un dubbio: e se il Ministero fosse per le autonomie regionali? Allora, a proposito di autonomie regionali, notizia che leggiamo dall'ANSA in questo momento, perché il Ministro per gli Affari Regionali Boccia ha annunciato di aver presentato la bozza di legge sull'autonomia. Oggi abbiamo trasmesso alla Conferenza delle Regioni la bozza finalmente della legge quadro sull'autonomia, quindi parliamo della legge quadro annunciata in queste settimane, facendo una sintesi di tutto quello che ho raccolto in questi 2 mesi, dice Boccia. Il perimetro della legge, come più volte annunciato, tocca tutti gli articoli rilevanti del titolo V e garantisce che l'attuazione del 116,3 avvenga in un quadro di coesione nazionale. Ognuno potrà correre alla velocità prescelta, ma tutti potranno contribuire alla crescita del Paese. Ora, dice Boccia, inizia un grande gioco di squadra con tutte le regioni e spero sia senza distinzione di colori politici. Mi aspetto contributi costruttivi da tutti, speriamo di andare presto in Parlamento e di uscire con un sostegno unanime. Queste le parole di Boccia poco fa, raccolte dall'ANSA. Dunque presentata la legge quadro, la cosiddetta legge quadro. Vedremo le reazioni nelle prossime ore. Nelle prossime ore invece, e passiamo dalla politica alle previsioni del tempo, ci sono diverse situazioni di criticità che potrebbero manifestarsi. Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha infatti emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica fino alle 8 di domani mattina. In particolare nel Trevigiano si segnala la situazione più critica nella zona del Piave Pedemontano, nelle province di Belluno e Treviso. E poi lo stato di attenzione invece per il Basso Brenta Bacchiglione, Basso Piave, Essile, Elivenza, Lemene e Tagliamento. Questo è lo stato di attenzione. Un maltempo che ha colpito soprattutto Vicentino, Veneziano e Bellunese, quello di oggi. Probabile una tregua nella giornata di domani, ma il ritorno del maltempo è previsto comunque già nella prossima settimana. Pioggia battente, poi nel fine settimana una breve tregua, da lunedì precipitazioni anche molto intense. La Marca trevigiana non è risparmiata dall'ondata di maltempo di queste ore, ma non si registrano disagi particolari o allagamenti, le conseguenze più significative nelle province di Vicenza, Belluno e Venezia. 2 vaste aree di alta pressione a est e ovest costringono l'Italia in una situazione di instabilità che non si risolverà a breve. Abbiamo una profonda depressione che va dal nord fino a sud. Ecco, in questo campo che si muovono le perturbazioni e le potete vedere. Perturbazioni che sono costrette da questa situazione a permanere, a perdurare sulle nostre zone, in quanto tutta questa massa depressionaria è impedita nello scorrimento verso est. Quindi un tempo perturbato, qualche intervallo, però un tempo perturbato che purtroppo ci accompagnerà con qualche, ripeto, intervallo anche per gran parte della prossima settimana. Le schiarite di sabato e domenica non sono dunque destinate a durare e anche la prossima settimana ci si deve preparare a fare i conti con piogge e veri e propri nubifragi e con terreni già fradici che faticheranno ad assorbire la nuova quantità d'acqua prevista. Tutto sommato questo fine settimana sarà il momento migliore, infatti prevediamo per domani ancora una nuvolosità irregolare, a tratti intensa. Nelle primissime ore qualche fenomeno residuo di precipitazione ma molto isolato, poi una nuvolosità irregolare, per domenica addirittura avremo qualche schiarita. Ripeto, il peggioramento inizierà da lunedì, quindi con di nuovo un aumento della copertura e poi precipitazioni a intermittenza durante tutta la settimana, con dei momenti anche di precipitazioni più intense. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Migliore. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla memoria della tragedia dell'Antonov. 24 anni fa il dramma ha costato la vita a 49 persone, di cui 5 trevigiane, una ferita aperta per i familiari delle vittime, una vicenda ricostruita con la precisione del cronista in un libro dal giornalista trevigiano Gianni Favero. In località Toiane, in via del Subuono, sulla campagna, è appena caduto un aereo. Non ci siete aereo? Sì,
Mercoledì 13 dicembre 1995, Santa Lucia. La serata è molto fredda, nevica. 49 secondi dopo il decollo all'aeroporto Villafranca di Verona, il bimotore turboelica Antonov diretto a Timisoara si schianta al suolo e prende fuoco. Muoiono tutti, 41 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio, 30 gli italiani a bordo, 14 i veneti. Industriali, commercianti, imprenditori, erano gli anni della delocalizzazione delle aziende venete, in Romania in particolare. 24 anni dopo la tragedia, il libro indagine del giornalista trevigiano Gianni Favero ricostruisce i fatti facendo emergere una verità scomoda e taciuta per tanto tempo. Dopo 24 anni abbiamo ancora delle famiglie che non hanno ottenuto i risarcimenti nonostante delle sentenze precise del Tribunale. Stiamo parlando di risarcimenti che dovrebbero arrivare dal Ministero dei Trasporti. A un quarto di secolo non si riesce ancora ad avere una giustizia, quantomeno a rendere un onore doveroso alle persone che sono decedute in quella circostanza. Risarcimenti che ancora non arrivano per alcuni familiari e soprattutto la grande amarezza per essere stati dimenticati. Tanto per dire, nella città di Verona non c'è un solo segno che ricordi il fatto accaduto. Insomma, c'è una lapide a margine del campo, una lapide appoggiata ad una canaletta di irrigazione, ma non c'è altro. Una ferita ancora aperta per i familiari delle vittime, racconta Nicola Galeotti. Tra i 5 trevigiani che persero la vita in quell'aereo c'era anche un commercialista, 44enne, professionista tra i più affermati in città in quegli anni. Era Guido, suo padre. Significa sentirsi soli davanti a una tragedia del genere. È evidente che un appoggio ce lo aspettavamo, o quantomeno insomma, delle risposte dalle istituzioni che oggi dovrebbero rispondere e che invece continuano a non rispondere. Fin tanto appunto che non risponderanno, la tragedia non potremo mai mettere un punto. Adesso a Pieve del Grappa, dove i carabinieri, nell'ambito di un servizio di controllo nella zona di Possagno, hanno denunciato a piede libero un 26enne di Pederobba, nella cui auto è stato trovato un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 cm. Come vedete in queste immagini, il coltello è stato sequestrato, il giovane è stato denunciato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. A Treviso invece il cordoglio per la scomparsa della dottoressa Maria Pia Favit, medico di base molto conosciuto con ambulatorio in Piazza del Grano, veneziana d'origine, trevigiana d'adozione. La dottoressa è morta a 66 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia oncologica, ha lavorato finché le forze glielo hanno consentito, assistendo con passione, umanità e competenza ai suoi pazienti. Il funerale si terrà lunedì 11 novembre alle ore 14 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso. Ed ora a Biancade di Roncade per parlare della storia di Claudio Baldo, che ha una particolarità, è l'ultimo impagliatore di sedie. Occhio e falcetto sono gli strumenti dell'ultimo impagliatore di Treviso e uno degli ultimi della marca. Lui è Claudio Baldo, poliedrico realizzatore da Biancade. Spazia dai quadri ai presepi, lavorando soprattutto il legno e gli elementi naturali, come l'erba palustre, quella che per intenderci ora le macchine fresano senza sosta lungo le nostre strade. Lui invece le raccoglie, scegliendole accuratamente, scartando quelle che a prima vista sarebbero anche le migliori. Troppo largo e essiccandosi si rompe. Invece quello giusto? Che sarebbe questo qua, che è diciamo più della metà di questo e quindi... Alcuni lo chiamano strame, questa erba che l'accurata essiccazione rende particolarmente resistenti. Per lui è la materia prima per realizzare le sedute, piccole opere d'arte che Claudio realizza a casa sua. Questo è un strame ha 3 anni questo qua, raccolto 3 anni fa. E non marcisce? No, se non è all'umidità, se non è all'umido, lui... Materiale ottenuto con la sapienza tramandata nei secoli da generazione in generazione, come per l'abilità manuale nell'intrecciare quel cordone che diventerà la parte più importante della sedia. Ecco, tira fuori una alla volta, 1 o 2 a seconda di quanto grosso che se vuoi fare il cordone e si intorque. Le dita scorrono su questa paglia come i ricordi di Claudio. Le sere d'inverno in stalla, tra una ciacola e una preghiera, in quel filò che molti rimpiangono. Da una parte le donne con rammendi e ferri da maglia, dall'altra gli uomini con attrezzi da riparare e soprattutto sedie da impagliare.
Storie di altri tempi per una manualità che Claudio tramanda così alle nuove generazioni, con mini sgabelli e un cordino al posto dell'erba palustre, ma soprattutto con una scommessa fatta ad ogni bambino. Per impaiare questo sgabello qua che è 6x6, che è 4 metri e mezzo di cordina, che se c'è la pazienza di rimenarsi attorno, si porta a casa il sgabello, se non lo fa, si va avanti col suo telefonino e il sgabello lo mette in me. E adesso le notizie dal Bellunese. E ritorniamo a parlare del maltempo, la zona più colpita, le province diciamo che ha avuto più a che fare con il maltempo oggi, dicevamo, tra gli altri in Veneto è stato proprio il Bellunese con piogge fitte e abbondanti, nevicate. E allerta arancione nel Bellunese per le condizioni critiche ipotizzate da una forte perturbazione che ha investito dalla nottata tutto l'arco delle Dolomiti. Pioggia abbondante nelle vallate, prime fitte nevicate anche a quote basse. È accaduto in Agordino, in Cadore e in Comelico, dove sin dalle prime ore sono stati misurati apporti variabili fra i 5 e i 10 centimetri cresciuti nel corso della giornata, soprattutto in quota. Per il transito sono state indispensabili le dotazioni invernali, gomme da neve o catene, in netto anticipo rispetto all'obbligatorietà che per legge scatterà dal prossimo 15 novembre. L'ARPA va diramato lo stato di attenzione anche per il rischio valanghe che potrebbero innescarsi anche a ridosso delle strade a causa degli accumuli di neve fresca. Da ieri è stata chiusa la regionale della Val Fiorentina fra Caprile e Selva di Cadore per un movimento franoso in atto. Caduta di sassi è stata segnalata fra Gosaldo e Rivamonte in Agordino e proprio in Agordino alla Stanga stamattina alle 7:20 c'è stato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un furgone. Ferito fortunatamente in modo non grave un 61enne agordino. Uno scontro anche sulla 51 di Alemagna fra Borca di Cadore e San Vito, anche in questo caso con feriti lievi. Uno dei due conducenti era alla guida di una navetta che trasportava sangue urgente per l'ospedale di Pieve, che grazie a una staffetta è stato consegnato in tempo utile. Rallentamenti al traffico in tutta la provincia per il manto stradale reso insidioso da pioggia e neve, ma fra il Massa di Sedico e Ponte nelle Alpi anche per lo sversamento di tensioattivi che hanno causato una chilometrica scia saponata al pari di una nevicata. I pompieri di Belluno con i tecnici dell'ARPAV sono intervenuti in via Medaglie d'Oro. I primissimi campionamenti hanno scongiurato il rischio inquinamento. Il camion che ha perso per strada il detersivo è stato individuato, è di una ditta di Ponte nelle Alpi a cui la polizia locale di Belluno è risalita grazie al sistema di videosorveglianza Leggi Targa. Ma l'arrivo della neve significa anche una stagione dello sci che comincia in anticipo a Cortina con l'apertura del primo impianto, la seggiovia di Col Gallino a Passo Falzarego. Si inizia dunque domenica 10 novembre grazie alla nevicata di queste ore che ha consentito di allestire il primo tracciato e il maltempo non ferma i lavori di costruzione del nuovo impianto di risalita di Cortina che sale dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio sino al Col Druchet. Si tratta di una moderna cabinovia che sostituirà il primo tronco della storica funivia Freccia nel Cielo e che entrerà in funzione dal prossimo 22 dicembre, un impianto strategico per i prossimi mondiali di sci alpino 2021. E adesso la cronaca che ci porta a parlare di un cittadino marocchino di 58 anni residente nel Basso Feltrino che è stato allontanato dalla casa familiare con divieto emesso dal GIP del Tribunale di Belluno. Nei suoi confronti ripetute denunce di maltrattamenti presentate dalla moglie già a partire dal 2017, episodi gravissimi quelli riferiti ai carabinieri, aggressioni, minacce di morte, sfregi con coltello, ustioni causate al volto dal lancio di liquido bollente, soprusi e angherie di ogni sorta che la donna, una 41enne, ha dovuto subire anche davanti ai figli minori e ora si augura si possa ritrovare la serenità perduta dopo questo intervento dell'autorità giudiziaria. Adesso invece a Longarone per parlare di una iniziativa che si terrà il prossimo 15 novembre in occasione della giornata nazionale contro la solitudine dell'anziano. Porte aperte alla casa di riposo con letture, giochi, canti e abbracci gratis tutto il giorno. Sola, abbandonata. Perché signora? Ma un po'
un po' forse dipende dalla gente, un po' dipende anche da me. Lidia è una dei 107 ospiti della casa di riposo di Longarone a cui è stato chiesto di descrivere la solitudine, un disagio che non conosce età ma che negli anziani può essere causa di malattia. L'assenza di famiglia, di amici, sentirsi abbandonati e messi da parte sono alcune fra le frasi raccolte nei questionari. La solitudine noi sappiamo è una cosa ben più complessa, però per loro è una cosa molto semplice, il fatto di non avere nessuno vicino che stia con loro durante il giorno e con cui parlare. Nella maggior parte dei casi la solitudine è legata alla perdita del coniuge, ma la vita nella comunità della casa di riposo, scandita da ritmi familiari e attività ludiche, risulta essere un balsamo per la ripresa delle relazioni interpersonali. Mi dice che cosa sta facendo? Ma copiamo le foglie. Per quale motivo sta copiando le foglie? Intanto per passare il tempo e poi per far vedere un po' le differenze dalla natura viva alla natura morta. E io non sono mai malinconico. Perché? Uno malinconico è quello che non sorride più alla gente. Io invece sono solare. Lei sorride? Io sempre. 1009 anni che sono in casa di riposo. La solitudine non la sente perché, siccome il mio sempre fa la sarta da uomo e da donna, sono sempre in guardaroba che aiuta la signora. Da poco a Longarone è partito lo sportello Anziani Attivi per costruire una rete a supporto di chi ancora autosufficiente vive da solo e magari nelle frazioni più isolate. Mi è appunto capitato di vedere una persona in questi giorni la quale mi diceva che per lei la solitudine è il fatto di guardare fuori dalla finestra e di non vedere più nessuno passare. In questi giorni al Centro Servizi Barzan di Longarone ci si prepara a celebrare la giornata nazionale contro la solitudine dell'anziano. Noi abbiamo approfittato di questa occasione per aprire la nostra struttura alla popolazione, alla nostra comunità, per in modo di avvicinare i nostri concittadini alla struttura, a frequentare la struttura, a frequentare soprattutto chi ci vive dentro la struttura. Il 15 novembre dalle 9 alle 18 letture, giochi con i bambini e un pomeriggio goloso con gli studenti dell'alberghiero, ma gli ospiti saranno riservate coccole con manicure e massaggi, senza scordare gli abbracci, gratis e per tutto il giorno, che in fondo sono la cura più preziosa. Complimenti a queste nonne per il loro sorriso, soprattutto per il loro sorriso. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, vi ricordo alle 21:15, oggi venerdì, e quindi stasera torna a 40 la trasmissione condotta da Lucio Zanato, che ci riporta indietro con lo straordinario archivio delle immagini di Antenna 3. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben trovati al meteo. Dopo un venerdì con allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile, forte maltempo e anche l'acqua alta a Venezia, il tempo torna a migliorare nella giornata di sabato 9 novembre. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque. Come vediamo, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo per locali foschie al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Temperature stazionarie minime tra 2 e 10 gradi, massime comprese invece tra 11 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo ancora qualche occasionale pioggia al mattino, poi fenomeni in cessazione e anche qui tornerà il sole. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 13 e 14 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, avremo qualche nebbia sui settori meridionali al mattino, più soleggiato invece altrove. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime tra 11 e 12 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.